Mentre si discute sui vaccini e sull'obbligo di farli se si vuole essere iscritti agli asili nido e alle scuole materne, c'è un dato che riguarda direttamente il Veneto e particolarmente Padova. Infatti il morbillo ha avuto un aumento esponenziale di casi registrati dall'inizio dell'anno, ben 2.581, il 611% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. I casi sono concentrati in 7 regioni, con 174 episodi di morbillo in Veneto. Il record, ovviamente in negativo, si è registrato a Padova con 101 casi, più del doppio di Verona, ferma a 48. Le altre province venete sono a numeri molto più bassi. Dall'Istituto Superiore di Sanità fanno sapere che è normale un aumento dei casi ogni 2 o 3 anni, ma stavolta sembra essere superiore al previsto. Ciò può essere dovuto a un fattore naturale, ma anche al calo della somministrazione di vaccini. La soglia sarebbe scesa sotto il 95% della popolazione e questi sono i risultati. L'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era quello di debellare completamente il morbillo in Europa entro il 2015, invece così non è accaduto e si alza anche l'età di chi si ammala, salendo addirittura a 27 anni di media, comportando un numero maggiore di ricoveri in ospedale. In Italia le province più colpite nel 2017 da morbillo e rosolia sono Roma e Torino con oltre 500 casi, poi Milano, Chieti e, come detto, Padova con 101.